della crocieristica dal bacino di San Marco potrebbe avere un'improvvisa accelerazione. Il divieto di passaggio delle grandi navi potrebbe diventare esecutivo già da luglio. Fari da stadio per illuminare a giorno spiagge e piazze iesolane dopo quanto accaduto nelle scorse settimane, mentre si attendono nuovi rinforzi. Arresto cardiocircolatorio per un 59enne di Udine che prendeva il sole in spiaggia con la famiglia. Inutile l'intervento dell'elisoccorso per salvarlo. I rappresentanti dei genitori del nido Mille Colori di Mestre in sciopero della fame contro la privatizzazione dell'asilo aderiscono anche le RSU. I carabinieri di Marghera hanno rintracciato il padre 33enne che era stato condannato per aver picchiato il figlio e nel frattempo era fuggito, dovrà scontare 1 anno e mezzo di reclusione. Ci serve un medico di base su cui poter fare affidamento. L'appello arriva dai residenti di quartiere Pertini che necessitano di questa figura attualmente presente una volta sola alla settimana. Al via da oggi un'iniziativa avventurosa per i bambini che vivono in laguna, letture animate tra un campo e l'altro con percorsi speciali a bordo della nave dei pirati. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dunque dall'allontanamento della crocieristica dal bacino di San Marco che, come avete sentito, potrebbe avere una improvvisa accelerazione. Il divieto di passaggio delle grandi navi potrebbe diventare esecutivo già da luglio. Dopo anni di discussioni e di polemiche, le navi da crociera che solcheranno le acque della laguna nelle prossime 2 settimane potrebbero essere le ultime ad attraversare il bacino di San Marco. L'ipotesi che circola nel governo è di deviarle dal 5 luglio a Marghera. Già il 31 marzo il governo Draghi aveva decretato lo stop della crocieristica a ridosso di Venezia, stabilendo un approdo temporaneo proprio a Marghera in attesa dei frutti di un concorso di idee per un porto offshore. Nonostante questo, il 5 giugno le 90.000 tonnellate della MSC Orchestra, quasi il doppio del Titanic, erano comunque passate davanti a Palazzo Ducale, accompagnate da polemiche anche internazionali e manifestazioni di protesta. Il porto, con i suoi 20.000 lavoratori, rappresenta il cuore economico e pulsante della vita sociale. Non possiamo lasciare questi lavoratori e le loro famiglie nell'incertezza. Ben vengano le soluzioni come quella dell'offshore a lungo termine, ma è necessario che il governo ascolti la città di Venezia, la regione Veneto e applichi tutte le soluzioni per trovare in Marghera la risposta alla gestione del porto di Venezia. A breve si riunirà il Consiglio dei Ministri e le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se esistano margini per l'accelerazione dell'allontanamento delle grandi navi da Venezia. Secondo il segretario della Filt CGIL Natale Colombo, infatti, portare immediatamente le navi da crociera a Marghera, pur sapendo dell'inesistenza delle infrastrutture necessarie ad accogliere i passeggeri, è un atto assolutamente ingiustificato e irresponsabile. Il sindacato ha chiesto di essere convocato urgentemente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Fari da stadio invece per illuminare a giorno spiagge e piazze iesolane dopo quanto accaduto nelle scorse settimane con i disordini ben noti, mentre si attendono naturalmente che arrivino sul litorale anche nuovi rinforzi. La richiesta di avere un adeguato numero di rinforzi e la garanzia di offrire impegno per una situazione straordinaria. In più, l'annuncio che a breve, al massimo entro 2 settimane, sull'arenile di Piazza Mazzini verranno installati dei nuovi riflettori per illuminare a giorno la spiaggia iesolana. È quanto emerso durante il vertice in commissariato tra il questore di Venezia Mascio Pinto, i rappresentanti delle forze dell'ordine locali e le associazioni di categoria. Un incontro organizzato dopo i disordini delle ultime settimane e la conseguente ordinanza anti-alcol firmata dal sindaco Zoggia. Il questore ha ascoltato le richieste di ognuno, ma ha rilanciato la questione, confermando la volontà di inviare i rinforzi e invitando tutti a dare il proprio contributo. Le categorie hanno sottolineato il loro impegno incondizionato, evidenziando che locali e consorzi balneari hanno attivato una propria vigilanza con l'ausilio di steward. Massima ovviamente sarà l'attenzione su Piazza Mazzini. Per la costa veneziana il 2021 potrebbe rappresentare il rilancio post-pandemia, ma la sicurezza resta un nervo scoperto soprattutto a Jesolo.
Non è possibile ogni anno dover veramente pregare in ginocchio di avere dei rinforzi in una città turistica che passa da 27.000 abitanti a 400-500.000 abitanti. Se il turismo rappresenta uno dei comparti strategici dell'economia, allora deve godere della giusta considerazione dallo Stato, anche sotto il profilo della sicurezza. A Jesolo la movida sta rappresentando un problema di ordine pubblico, ma per la stagione in corso si respira comunque un moderato ottimismo. Rispetto allo scorso anno siamo quasi al doppio delle prenotazioni in questo momento inserite a cartellone. Il dato chiaramente è confortante perché significa che la gente ha un po' più di fiducia, quindi sta prenotando con un po' più di anticipo, a differenza dell'anno scorso che il fenomeno del last minute è stato, direi, assoluto. A giugno gli alberghi di Jesolo sono prenotati al 40%, luglio e agosto al momento sono al 50%. Poco meno del 40% dei turisti sono italiani, il resto stranieri, soprattutto austriaci e tedeschi, che hanno una capacità di spesa maggiore del 20% rispetto agli italiani e svizzeri, percentuali che sostanzialmente dovrebbero rispecchiare tutta la costa. Dobbiamo assolutamente passare questa stagione per ottenere dei risultati che auspichiamo siano favorevoli per le nostre città, ma dopo dobbiamo anche cominciare a pianificare l'epoca dopo Covid ed è per questo che ci stiamo interrogando anche con l'aiuto di alcuni esperti per capire quali sono le strategie migliori da attivare. A Jesolo intanto sono già oltre 3.500 gli iscritti alla 10ª edizione della Moonlight Half Marathon, primo evento sportivo in notturna senza coprifuoco. Siamo veramente contenti, entusiasti, è un segno veramente di rinascita, di ripartenza. Il primo di tantissimi eventi, ne abbiamo più di 80 da qui a fine anno, eventi sospesi, eventi in fase ancora di creazione, ma Jesolo si dimostra come sempre una grandissima città dello sport. La cronaca, una giornata in famiglia proprio al mare si è conclusa in tragedia. Oggi un 59enne di Udine si è sentito male in parcheggio vicino alla spiaggia in località Brussa di Caorle. Poco prima delle 10 è intervenuto l'elisoccorso del SUEM. Una volta sul posto i sanitari hanno tentato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo è deceduto per un arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. Il pubblico ministero ha disposto la restituzione del corpo alla famiglia. Voltiamo pagina, continua contro la privatizzazione dei servizi dell'asilo Mille Colori di Mestre la protesta dei diretti interessati. Il rappresentante dei genitori del nido è addirittura in sciopero della fame, aderiscono anche i membri del direttivo della RSU. Comunico che da oggi comincia lo sciopero della fame, fintanto che l'amministrazione non avrà comunicato di aver accettato le nostre richieste. Matteo D'Angelo, avvocato, rappresentante del gruppo genitori dell'asilo Mille Colori di Mestre, ha annunciato in diretta social lo sciopero della fame contro la decisione di esternalizzare i servizi del nido comunale. Con mandato unanime, la RSU del Comune di Venezia ha deciso di aderire all'iniziativa con tutti i componenti dell'esecutivo a rotazione di 2 giorni ciascuno. Cesserò lo sciopero della fame nel momento in cui l'amministrazione dichiarerà di fermare o di posticipare o di applicare ad una classe sperimentale su adesione specifica di alcuni genitori questo progetto. Sull'esternalizzazione dei servizi dell'asilo nido decisa dal Comune, lo scontro è aperto da settimane. Secondo la RSU, le scelte dell'amministrazione Brugnaro sul Mille Colori non sono frutto di innovazione e maggior servizio, ma di tornaconto economico-finanziario, dove purtroppo a pagare il conto più salato saranno i bambini. Il gruppo dei genitori chiede la continuità educativa per i figli che già frequentano l'asilo Mille Colori e per i bimbi che inizieranno a frequentarlo a settembre. Quest'anno ho iscritto sulla base dell'esperienza vissuta e chi non l'ha vissuta grazie all'esperienza vissuta da qualcuno a loro vicino. Voi non potete cambiare le carte in tavola così, dovete dare la possibilità di scegliere. Quando si ha figli è vero un detto, ci si toglierebbe il pane da bocca per i figli, è vero, passa tutto in secondo piano. Ci serve un medico di base su cui poter fare affidamento. L'appello arriva dai residenti, in questo caso del quartiere Pertini, che necessitano di questa figura attualmente presente una sola volta alla settimana. Non c'è un medico fisso, noi vogliamo lottare per avere un centro medico
dove il medico c'è dalla mattina alla sera come in dappertutto. I residenti del quartiere Pertini a Mestre sono per la maggior parte anziani e per loro non c'è un medico di base come punto di riferimento costante nella zona. Qui abbiamo 5.000 residenti, c'è la necessità di avere una presenza medica. Per molti motivi, anche quello dell'ignoranza tecnologica. Cioè, che cosa voglio dire? Che ci sono molti anziani che non hanno attitudine con le mail, con le segreterie telefoniche, con le prenotazioni, hanno bisogno del medico. I medici di riferimento attualmente sono 2 con orari ristrettissimi. Uno presenzia 1 ora alla settimana, l'altro poco di più. Chi avesse necessità, come scritto all'ingresso degli ambulatori, può recarsi in studi lontani dal quartiere. Per un anziano non sempre facilmente raggiungibili, soprattutto se solo e non autosufficiente. Da qui andiamo verso Bissuola, verso altri quartieri. Praticamente dobbiamo prendere un mezzo per spostarci. E questo qui, e poi troviamo anche già le persone che sono in quel quartiere che vengono seguite e ci dobbiamo mettere in coda per 3-4 ore e aspettare il nostro turno per essere visitati, dove magari uno ha urgenza di essere visitato dal medico. Qua è poi un quartiere di anziani, perché siamo più anziani, che c'è più gente invalidata a casa, che non far 2 passi per andare dal medico è una cosa, prendere un pullman per andare dal medico è un'altra. Ci sono persone, non voglio dire anziani, di una certa età, che hanno qualche problema per spostarsi e si trovano a chiedere ai elemosinari di essere visitate quando è un servizio sanitario e va fatto. La situazione per i residenti sta diventando insostenibile. Si sentono trascurati e abbandonati e senza un punto di riferimento medico che in certi casi è da ritenersi fondamentale. Abbiamo la necessità di avere un paio di medici almeno, una presenza medica, ma non di 1 ora alla settimana. Almeno 2 ore al giorno ci vogliono. Un 33enne irregolare sul territorio era stato condannato a 1 anno e mezzo di carcere per maltrattamenti ai familiari, ma da aprile ha fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri l'hanno rintracciato ieri sera a Marghera. Durante la perquisizione è stato trovato anche in possesso di cocaina e hashish per uso personale. A ottobre 2017 aveva portato il figlio di 2 anni al pronto soccorso con ecchimosi e ferite, sostenendo che se le fosse procurate con una caduta, ma i medici avevano capito subito che la versione era falsa e avevano informato le forze dell'ordine. Ora sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Venezia. Al vaglio c'è la possibilità di emettere un provvedimento di espulsione. Il mondo degli spettacoli viaggianti, che abbiamo visto protestare molto nei mesi scorsi, torna finalmente a lavorare. Dopo mesi e mesi di stop, i Luna Park si rimettono in pista per portare gioia a grandi e piccini. A fine aprile li avevamo lasciati così, disperati perché da oltre 1 anno non lavoravano e per lanciare un appello decine di camion in tutta Italia avevano percorso chilometri a bordo dei loro mezzi pesanti in segno di protesta, affinché il governo si attivasse per assicurare una riapertura delle attività prima di luglio. Oggi i lavoratori degli spettacoli viaggianti tornano in pista. Dopo 1 anno di stop, più o meno tra alti e bassi, ricominciamo la stagione estiva, sperando nel tempo e sperando che le amministrazioni comunali, a differenza di tanti comuni che ci stanno facendo tribulare, continuino a far lavorare la nostra categoria in maniera sicura come negli anni scorsi. Quella dei Luna Park rientra tra le categorie che sono state maggiormente colpite dalle limitazioni anti-Covid. In altri comuni hanno già cominciato a lavorare, ho sentito molti colleghi in Lombardia, in Emilia-Romagna, in Friuli Venezia Giulia, qualcosa si sta muovendo, la gente ha voglia di tornare in giostra, di tornare a divertirsi, l'economia è un po' bloccata, logicamente non ci sono molti soldi, però la gente ha voglia di vivere e noi dobbiamo continuare a dare felicità alle famiglie del Veneto e di tutte le altre regioni. Ora una
una notizia di cronaca da poco giunta in redazione. Dalle 17 circa i vigili del fuoco stanno operando all'isola di Torcello a Venezia per l'incendio di un capanno agricolo. Nessuna persona è comunque rimasta ferita. L'allarme è stato dato dall'elicottero Drago 84 in rientro da un intervento che ha notato la colonna di fumo. I pompieri, intervenuti con 2 autopompe lagunari e 10 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme. Le operazioni di soccorso e l'accertamento delle cause sono tuttora in atto. La nostra Beatrice Vio, campionessa della scherma paralimpica, sarà portabandiera degli azzurri alla cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi di Tokyo in Giappone. Per Bebe un nuovo sogno che si realizza. La nostra Bebe Vio, insieme a Federica Moracchi, porterà la bandiera tricolore a Tokyo, così come per le Olimpiadi, dove l'Italia avrà in Jessica Rossi ed Elia Viviani il doppio portabandiera per la cerimonia d'apertura. Anche alle Paralimpiadi, in programma dal 24 agosto al 5 settembre, gli azzurri potranno contare su 2 grandi sportivi. Per Bebe un nuovo sogno si realizza. Tutta la città metropolitana di Venezia e il comune di Mogliano, dove vive, sono con lei. La prossima settimana Bebe riceverà il tricolore al Quirinale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il giornalista Claudio Arrigoni, uno dei massimi esperti del mondo paralimpico e grande conoscitore di Bebe, che sarà anche a Tokyo con la spedizione azzurra, commenta così ai nostri microfoni la decisione del Presidente del CIP, Luca Pancalli. Fatta dal cuore e dalla testa, perché sono i 2 atleti che gli sono molto vicini dal punto di vista umano, personale, però questo naturalmente non può bastare. Si tratta di 2 atleti che con le loro prestazioni hanno scritto e continuano a scrivere pagine memorabili di sport, ha detto Luca Pancalli, presidente del comitato, per spiegare la decisione. Bebe Vio è ormai un'icona dello sport paralimpico mondiale, non soltanto italiano, anzi ha travalicato i confini dello sport paralimpico per diventare una delle ragazze anche punto di riferimento di tanti altri. Bebe Vio, campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale, paralimpico, ha aggiunto: spero in questo modo di poter ispirare tante bambine e tanti bambini che vogliono cominciare un percorso nello sport paralimpico. A loro voglio dire, se hai una buona squadra e un sogno nel cassetto, puoi raggiungere qualsiasi obiettivo. Al via da oggi un'iniziativa avventurosa per i bambini che vivono in laguna, letture animate tra un campo e l'altro con percorsi speciali. Scopriamoli. A Mestre il Bibliobus, a Venezia la Bibliobot. Dal 17 giugno al 19 settembre ogni giovedì ci saranno in centro storico una serie di letture ad alta voce dedicate ai bambini dai 5 ai 10 anni per promuovere la lettura e far conoscere i servizi delle 18 biblioteche comunali. Una barca dei pirati girerà per i campi di Venezia quest'estate e incontrerà i ragazzi con letture animate, con laboratori, con giochi, con del divertimento. Biblio ciurma all'arrembaggio, campo che vai, tesoro che trovi. Questo è il titolo della rassegna sotto l'insegna avventurosa dei pirati. Vediamo la Bibliobot che per quest'estate si trasforma in un galeone dei pirati. Una grande mappa del tesoro dividerà la città in delle tappe e i ragazzi potranno trovare in queste tappe attività, segreti, libri, letture. In ogni appuntamento ci si potrà iscrivere ai servizi bibliotecari, un patrimonio di oltre 70.000 titoli per la fascia d'età 0-14. Era l'ultimo servizio per questa sera, grazie per averci seguito, come sempre tra poco l'edizione di Treviso. Io vi saluto e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Caldo africano e afa sempre più intensi giorno dopo giorno. Venerdì 18 giugno prevale il bel tempo, sempre con qualche disturbo sui monti. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo i consueti temporali di calore sui rilievi che saranno possibili fin verso le zone limitrofe. Temperature in lieve aumento, minime tra 17 e 24 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di mercurio arriverà a segnare i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori. Vedete, il cielo sarà limpido o velato senza piogge degne di nota.
Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 29-32 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, quantomeno inizialmente, a seguire più nubi e anche qualche rovescio sparso. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime infine sui 32-33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.